Siamo arrivati alla fine con Marcello Pedretti e Roberta Martinelli e il loro Riderà. Buongiorno a tutti, noi dobbiamo subito chiedervi un esercizio di immaginazione. Abbiamo bisogno che immaginate con noi un palcoscenico, una luce a occhio di bue e un bicchiere d'acqua pieno. E poi c'è questa ragazza che sta facendo un classico monologo molto duro e molto cattivo nei confronti dei suoi genitori, ma comunque comico. Insomma, la classica situazione della stand-up comedy, vari di noi l'avranno vista. E andrebbe tutto bene, non fosse che il palco non è esattamente un palco, ma è un altare. La luce arriva da una vetrata con un mosaico e c'è la Madonna, e questo bicchiere, la nostra protagonista, l'ha appena riempito da un'acqua santiera. Il problema è che siamo in una chiesa, e il problema è anche un altro, c'è un funerale, e il funerale è quello della mamma della protagonista. Siamo Roberta e Marcello e sì, avete capito bene, state per sentire un altro pitch che parla di morte, ma almeno è l'ultimo. Quindi la nostra protagonista si chiama Annunziatina e ha 30 anni. Si sente incompresa, frustrata, perché ha dovuto rinunciare al suo sogno di fare la stand-up comedian, perché i genitori gliel'hanno sempre negato e lei non ha mai trovato il coraggio di ribellarsi. Quindi vive una vita banale, noiosa, intrappolata in questa famiglia qualunque, senza più nessun tipo di desiderio per il suo futuro. Però, proprio il giorno del funerale di sua madre, lei decide in un impeto di rabbia, di scostare il padre che deve fare l'elogio, salire sull'altare e prendersi la scena. Quindi improvvisa quello che è un monologo comico a tutti gli effetti, tutto incentrato su questi conflitti suoi nei confronti dei suoi genitori. Passato l'impeto di rabbia, lei un attimo si chiede: ma cosa sto facendo? Però poi si guarda davanti e si dice: ma quando ricapita in questo buco di culo di mondo in cui vivo di avere tutta questa gente pronta ad ascoltarmi? E allora per la prima volta inizia a parlare e dice tutto quello che non ha mai avuto il coraggio di dire, che non è mai riuscita a dire anche a causa dei blocchi dei suoi genitori. E fa tutto molto ridere. Il problema è che in platea non ride nessuno. C'è il gelo totale, ci sono persone offese, ci sono persone contrariate, ce ne sono vari che se ne sono andati. E poi c'è suo papà che la guarda lì e non sa bene neanche lui cosa fare. Cioè, sua figlia ha appena parlato malissimo di lui, parlato malissimo della sua defunta moglie, parlato malissimo della sua famiglia, però è anche vero che lui così non l'ha mai vista e gli piace come l'ha vista, e quindi si alza in piedi e inizia a applaudire, sempre da solo ovviamente, e poi loro si guardano ed escono, e probabilmente non si sono capiti oggi, probabilmente non si sono capiti mai e non si capiranno mai, però per una volta sono insieme. Questo monologo si ispira a quelle che sono le fasi tipiche dell'elaborazione del lutto, quindi parte da un impeto di rabbia, di dolore, di tristezza, fino ad arrivare in un momento di perdono finale nei confronti di se stessa e di sua madre morta. Ma altre due ispirazioni importanti ci vengono anche da serie TV, dalle protagoniste, cioè Fleabag e Mrs. Maisel, che sono due donne forti, ma anche goffe, sfacciate, e sappiamo che è un tipo di comicità che proviene da un mondo lontano, che è quindi quello della serialità anglosassone, però è una comicità che abbiamo cercato di inserire in un contesto diverso, quindi del tutto italiano, in questo caso pugliese. E pensando a un riferimento anche italiano, ci è venuto in mente il film La nostra vita, in un momento struggente in cui Elio Germano in chiesa durante il funerale di sua moglie canta a squarciagola una canzone di Vasco, e questo momento è disperato e anche inaspettato, e in questo è molto simile al nostro monologo di Nunziatina, anche se comunque ha una carica emotiva che investe lo spettatore in maniera completamente opposta. L'ultima cosa che vogliamo dirvi sulla nostra storia è legata al titolo. Anche se è una storia carica di black humor e di cinismo, si intitola Riderà e prende in prestito il suo nome da uno dei più grandi classici della musica italiana, appunto Riderà di Little Tony, perché nel monologo di Nunziatina c'è un momento in cui lei ricorda un aneddoto della sua infanzia. Si ricorda di lei bimbetta che voleva stupire i suoi genitori con uno spettacolo, se l'era preparato tutto il pomeriggio, poi è zompata nel loro salotto, pronta a stupirli, ma in quel momento la radio ha passato proprio Riderà, che ironia della sorte era la canzone preferita dei suoi genitori. Loro hanno alzato, hanno iniziato a cantare, ballare e non hanno proprio visto che lei c'era, l'hanno ignorata completamente. E per tutta la vita questo momento qua lei l'ha ricordato con rabbia. E proprio adesso che in quella chiesa si sta scagliando contro di loro, capisce che in realtà era un momento anche molto dolce, che questi due genitori si sono voluti un gran bene e a modo loro anche a lei ne hanno voluto. Sì.
E riderà però è anche una domanda che si pone Nunziatina nella storia quando si chiede se un giorno sarà mai in grado di far ridere qualcuno con la sua comicità, il suo modo di fare, ma è anche una domanda che ci siamo posti noi quando abbiamo scritto questa storia, perché ci siamo chiesti se saremmo stati mai in grado di far ridere e di poter proprio ridere degli eventi più tragici e devastanti che ci possono capitare, come appunto la morte o il fallimento personale. O i genitori anche. O i genitori, appunto. Speriamo di sì. Grazie.